Ciao a tutti e benvenuti a Crafting Connections, il video podcast di Padova Stories e Digital Artifacts, dove si parla di imprese e professioni del futuro con un solo obiettivo: dare delle dritte concrete a chi si deve immettere nel mondo del lavoro. Questa seconda stagione l'abbiamo sviluppata assieme a Confindustria Veneto Est, che ringrazio, e all'ITS Digital Academy Mario Volpato, di cui abbiamo oggi in studio i suoi rappresentanti, gli studenti. Ciao ragazzi! Ciao! Tra l'altro, come vedete, siamo in una magnifica location, siamo ospiti di Inalesso, nostro partner tecnico del video podcast, nel loro magnifico showroom di Rubano, che oggi diventa lo studio di Crafting Connections. Io sono Alessandro Pittoni, founder di Padova Stories e Digital Artifacts, e oggi ho il piacere di avere qui con me Chiara Rossetto, delegata Education di Confindustria Veneto Est. Benvenuta Chiara. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuta a Crafting Connections e allora... Il nostro podcast ha una peculiarità, quella di cercare di spiegare in maniera semplice, proprio partendo dalle basi, innanzitutto chi sei e cosa fai. Quindi facciamo finta che io abbia 14 anni, quindi meno barba, forse più carino, un po' meno alto, e sicuramente ne capivo molto meno di aziende e funzioni aziendali e sicuramente non sapevo cosa fosse Confindustria. Quindi prova a spiegarmi il tuo lavoro in maniera semplice, di cosa si occupa. Che cos'è Confindustria e qual è il tuo ruolo di delegata Education all'interno dell'associazione di categoria? Allora io come abbiamo già detto sono Chiara Rossetto, sono un imprenditore del Veneto, in particolare un'azienda alimentare e da sempre frequento il mondo di Confindustria perché è un mondo che mi appassiona. Che cos'è Confindustria? Confindustria è un'associazione che rappresenta oggi più di 5.000 aziende nelle 4 province di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. È una grande associazione che aiuta le aziende anche in un percorso, quindi ha tanti compiti, ha tanti ruoli e ha tante funzioni. Nel mio particolar modo io sono delegata nell'area education e quindi cerchiamo di creare quel ponte di collegamento tra mondo dell'industria e mondo della scuola. Quindi diciamo che l'area education si occupa di questo. Sviluppiamo molti progetti e ci colleghiamo a molti istituti scolastici e quindi i nostri progetti vanno da tutte le scuole di ogni ordine e tipo, quindi partiamo dalle scuole elementari e arriviamo fino ai nostri 2 principali atenei e quindi Venezia e Padova. Grazie Chiara, hai spiegato molto bene cosa state facendo e tra l'altro trovo anche delle affinità con quello che facciamo noi con il nostro festival Digital Artifacts, che si propone proprio di creare un ponte tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. E adesso che abbiamo un po', rotto il ghiaccio e siamo partiti, c'è la prima challenge. Allora, tu lo sai, lo facciamo un po' in una modalità che favorisca anche capire bene i concetti, li semplifichiamo con delle piccole sfide. La prima sfida si chiama Grandi verità o falsi miti. Quindi io fondamentalmente ti dirò delle cose che sono attinenti al mondo della vita aziendale e tu mi dovrai rispondere con o grande verità o falso mito e spiegandomi perché sulla base anche del tuo ruolo che hai come delegata education. Pronta? Prontissima. Partiamo allora. Se si lavora sodo, il successo è garantito. Grande verità o falso mito? Allora, io vi porto il mio punto di vista. Lavorare sodo sì, l'importante è essere concentrati. Oggi non basta più, secondo me, semplicemente lavorare, ma bisogna crearsi un progetto e poi lavorare sodo su quel progetto, perché se avete un progetto riuscirete sicuramente a raggiungere i vostri traguardi e i vostri obiettivi. Se lavorate sodo senza avere un progetto, lavorate tanto, ma non saprete precisamente dove vi porterà il vostro lavoro. Quindi questo è il mio suggerimento, avere sempre bene chiaro in testa quello che vogliamo fare, quelle che sono le nostre attitudini e i nostri sogni. Perché se abbiamo dei sogni, riusciamo a trasformarli in progetti, a scriverli e poi a percorrere questa strada per raggiungere. Quindi avere una direzione da seguire. Assolutamente. Insomma. Seconda frase. È necessario iniziare a parlare di lavoro ai ragazzi sin dalla scuola primaria. Grande verità o falso mito? Anche qui vi dico, parlare di lavoro. Io vorrei iniziare a parlare di professioni e professionalità, perché lavoro può essere tutto
E invece noi dobbiamo capire e insegnare le professioni e quindi aiutare i ragazzi. Quindi quello che fa anche Confindustria oggi è cercare di fare orientamento spiegando com'è il mondo del lavoro oggi. E non spieghi il lavoro, ma puoi spiegare le professioni, quindi chi è più portato per materie tecniche, scientifiche, umanistiche, quindi sì, ma parliamo di professionalità. Terza frase, le aziende oggi faticano a trovare nuovi candidati, non si trovano candidati. Grandi verità o falso mito? Questa è una grande verità, perché comunque noi sappiamo che il divario comunque tra mondo della scuola e mondo del lavoro esiste e soprattutto oggi esiste anche comunque la popolazione sta diminuendo, quindi noi ci troveremo di fronte a un calo demografico molto importante e questo influenzerà tutto il nostro sistema paese e quindi anche il mondo industriale, economico e delle professioni. Ma collegato a questo punto, secondo te è vera questa cosa che magari, che ne so, 20 anni fa, 30 anni fa, forse anche 15, erano le aziende che sceglievano i candidati e oggi invece sono proprio i ragazzi che scelgono dove andare per il motivo che hai detto tu, cioè ti ci ritrovi in questa cosa? Assolutamente sì, ed è per questo che all'interno delle nostre aziende, tramite Confindustria, cerchiamo anche di spiegare bene, raccontare le nostre aziende, perché sono aziende eccellenti e non sempre cioè, si conoscono, e quindi spieghiamo anche i valori che sono all'interno delle nostre aziende, che sono molto spesso valori di sostenibilità, di equità, di inclusione perché giustamente e fortunatamente voi oggi ragazzi potete scegliere le aziende nelle quali potrete andare a lavorare. Chiara, i ragazzi non conoscono l'offerta lavorativa del nostro territorio. Grande verità o falso mito? Può essere una grande verità perché appunto, come dicevo prima, molte aziende non si raccontano. Oppure cioè, il racconto di molte aziende, le informazioni non arrivano direttamente agli istituti tecnici, superiori, scientifici e quant'altro. Quindi uno dei progetti che noi abbiamo è anche quello di aprire le porte delle nostre aziende, organizzare visite aziendali e vi invitiamo a venire a vedere, a visitare le nostre aziende perché, come ho detto prima, sono aziende eccellenti che lavorano nel nostro territorio, ma sono collegate all'Europa, al mondo, perché sono grandi aziende industriali e internazionali. Ultima, molti giovani dopo gli studi si allontanano dal Veneto. Grande verità o falso mito? Anche questa è una verità perché un po' per esigenza oggi abbiamo la fortuna anche di poter viaggiare di più, di esplorare nuovi territori, nuove regioni, l'Europa, gli Stati Uniti, ma anche l'Oriente. Quindi questo è vero anche che probabilmente il Veneto deve cercare di diventare più attrattivo, non perché non lo sia, ma probabilmente ci dobbiamo raccontare meglio e quindi sì, è vero, È necessario raccontarsi in una maniera che possa essere assolutamente, attrattiva nei confronti dei certo. E talenti. quindi lavorare con le istituzioni nel territorio per appunto creare nuove attrattività e quindi essere più digitalizzati, più tecnologici e comunque creare quell'attrattività sul territorio che cercano comunque i giovani. Grazie Chiara, era la prima challenge, ma il voto lo danno loro. Superata? E dire che fino a prima erano tutti no, quindi è stata fortunatissima, non so come hai fatto. Comunque, andiamo avanti. Senti, io vorrei un po' fare chiarezza sul mondo di Confindustria, di cui spesso, magari volente o nolente, tutti ne sentiamo parlare, ma magari si fa un po' fatica, specie se si è giovani, a fissare bene qual è la sua attività, l'ambito di attività. Quindi, se vuoi spiegarci appunto, soprattutto che ruolo ha Confindustria nel costruire il futuro del lavoro sul territorio. Beh, allora, come vi ho detto, Confindustria rappresenta più di 5.000 aziende e aiuta appunto le aziende ad essere rappresentate sul territorio nei confronti di tutti gli stakeholders e quindi anche appunto dagli istituti tecnici, dalle scuole, il mondo formativo, ma anche appunto enti locali e quant'altro. Il ruolo di un'azienda e di Confindustria è quello comunque di pensare al futuro.
e un futuro che verrà, e quindi Confindustria aiuta anche le aziende a riorganizzarsi e comunque soprattutto a trattare temi nei quali appunto si può intravedere, oppure si parla di tematiche specifiche per affrontare i problemi attuali, ma soprattutto per cercare di organizzare le aziende, perché non solo noi personalmente dobbiamo avere dei progetti, ma soprattutto oggi le aziende devono avere una progettualità futura. Il mondo cambia sempre più velocemente, perché comunque da tutta la situazione geopolitica internazionale, e quindi dobbiamo essere pronti a queste evoluzioni sempre più veloci e soprattutto ad affrontare anche crisi, perché voi vedete negli ultimi 5 anni ne abbiamo passate tante e molte, e quindi le aziende devono essere pronte, flessibili, innovative, veloci per cambiare nella velocità nella quale cambia il mondo. Senti, a tal proposito, Chiara, voi siete promotori di un progetto molto interessante che si chiama Education Next, che è un programma di vero e proprio ponte tra imprese, scuola e Certo. lavoro. Sono coinvolti studenti, insegnanti, professionisti. E ce lo puoi spiegare in 2 parole, andando proprio a farci capire bene in cosa consiste? Certo, allora Education Next è un macro progetto, un contenitore che raggruppa tutti i nostri progetti, e sono molti, che mettono appunto in collegamento il mondo della scuola con il mondo del lavoro. Vi do alcuni numeri: nell'anno scolastico 2024-2025 abbiamo coinvolto più di 9.000 persone, abbiamo organizzato 266 incontri e coinvolto più di 160 delle nostre aziende. Quindi significa abbiamo organizzato più di un evento al giorno. E tutti questi eventi hanno una progettualità che va appunto dalle scuole elementari, primarie, superiori, fino ad arrivare, come vi ho detto prima, ai nostri principali atenei. Quindi i nostri progetti sono soprattutto destinati all'orientamento. Quindi, come vi ho raccontato prima, raccontare il mondo delle professioni, delle imprese, per fare entrare in connessione appunto i giovani con il mondo dell'impresa. Perfetto. Questo ci hai dato veramente là per entrare nella nostra seconda challenge, quindi questa seconda sfida, che si chiama per l'appunto Red Flag e Green Flag. Tu sai, Chiara, che cos'è una red flag? Te lo posso spiegare, se Sì, no, dai. spiegamelo Spiego che così diciamo che lo spiego a certo. tutti, che mi piace tanto. È un campanello d'allarme, un segnale preoccupante, quella cosa che dici proprio non bisogna farla. Al contrario, chiaramente una green flag è bene bene, funziona. Quindi adesso io ti dirò tutta una serie di concetti applicati al mondo dell'azienda e tu chiaramente dovrai dirmi se è una red flag o una green flag. A tal proposito abbiamo addirittura delle bandierine. Ok, Quindi per essere ancora più scenografici, E se c'è la via di mezzo? allora, ci diciamo bandierina Ok, arancio, ok. però insomma cerchiamo di essere Certo. netti, così siamo anche chiari. Pronta? Pronta? Un'azienda che promuove l'alternanza scuola-lavoro senza alcun progetto formativo. Red. Perché? Beh, perché comunque direi che, come vi ho detto, le nostre aziende devono essere aziende inclusive, e il ruolo di un'azienda è anche coinvolgere comunque le persone, e ritengo che un'azienda sia anche una comunità, e quindi è doveroso creare dei progetti formativi, perché oggi non si è mai finito di istruirsi, imparare ed evolversi come evolve il mondo, quindi formazione sempre continua. Perfetto. Quindi, Red. Seconda, un'azienda che comunica valori di sostenibilità, inclusione e work-life balance, a noi ci piacciono un po' gli inglesismi, certo. ma non adotta le politiche delle risorse umane. Beh, allora anche questa red, nel Red. senso che comunque nelle aziende bisogna raccontare la verità e essere credibili, perché altrimenti è tutta scena. Io direi che comunque non penso ci siano molte aziende oggi che raccontano quello che non sono, Certo. perché è controproducente. Certo, vero, anche se parlavamo con un altro collega che comunque anche il tema della cosmesi di comunicazione dopo un po' forse viene a galla. Certo, Quindi assolutamente. in quello poi magari l'essere concreti paga sempre, Certo, ecco, penso anche. ma soprattutto quello che mi sento di dire: all'interno delle nostre aziende ci sono grandi valori che vanno conosciuti,
E quindi penso che sia importante e comunque sono tutte aziende di valore. Perfetto. Allora, un'azienda che dopo aver ospitato almeno 10 studenti per uno stage non ne assume nemmeno uno. Beh, anche questo direi red, poi dipende anche comunque dal tipo di stage e anche dall'ambito formativo e di tirocinio e di percorso. Perché comunque all'interno delle aziende oggi comunque c'è sempre anche una turnover molto importante per una serie di motivi. È bello comunque ospitare risorse nuove perché voi siete il futuro delle nostre aziende, ci portate all'interno delle nostre community idee nuove, energie nuove e questo le aziende, il nostro mondo ne ha tanto bisogno. Un'azienda che investe in formazione interna e nell'affiancamento. Beh, direi assolutamente Green. perché la formazione continua è indispensabile. Oggi la tecnologia evolve in modo sempre più veloce, pensate comunque all'intelligenza artificiale oggi, ma anche tutta la tecnologia, l'evoluzione di cui le nostre aziende necessitano per essere competitive nel mondo globale. Pensiamo comunque alla competizione che abbiamo con la Cina, con l'India, piuttosto che con gli States e quindi è indispensabile continuare a formarsi. Ultima, un'azienda che si rifiuta di parlare di digitalizzazione, industria 4.0, AI o automazione. Beh, allora direi assolutamente Questa red proprio perché tasto penso che rosso. sia un'azienda che non ha futuro e quindi Quanto è importante oggi, no, assolutamente Chiara? è fondamentale. Il ruolo che ha Confindustria è anche quello di accompagnare le nostre aziende in un'evoluzione verso l'innovazione, verso il futuro, nuovi progetti, nuovi mondi e nuovi mercati. Allora, abbiamo concluso la challenge, ora non lo chiedo più ai ragazzi perché sono troppo cattivi e voglio andare avanti con questa conversazione, per cui per me l'hai superata, faccio un overrule, me ne perdonerete, insomma, però insomma, è anche un po' il mio ruolo poter prendere queste decisioni. A Crafting Connection cerchiamo di proiettarci verso il futuro, quindi prima abbiamo fatto il giochetto, facciamo finta che avessi Quindi 15... appoggio queste. Sì, posso quelle non servono più, appoggiare? Ok. grazie. Allora, è chiaro che prima abbiamo fatto il giochetto, facciamo finta che abbia 13, 14, 15 anni, adesso andiamo 10 anni avanti. Che credo che faccia parte comunque anche di un lungo periodo di progettualità di Confindustria, no? Quindi, che cosa succederebbe se scuole, imprese e istituzioni ce la facessero davvero a lavorare assieme in un progetto comune? Cioè, che tipo di Veneto sarebbe quello a disposizione delle nuove generazioni se tutto questo ecosistema ce la facesse a lavorare come vuole fare? Beh, allora, innanzitutto non escludo il fatto che lo stiano già facendo, perché Confindustria oggi è fortemente impegnata nella comunicazione appunto e collegamento tra mondo della scuola, mondo dell'impresa e mondo istituzionale. La nostra regione è già una regione eccellente in Italia, ma lo è anche in Europa. Quello che mi sento di dire è che questo percorso che è iniziato bisogna comunque continuare a proseguirlo perché il futuro è assolutamente l'integrazione e la collaborazione tra i vari stakeholders del nostro territorio, perché è una comunità importante e in questa comunità ci sono anche le nostre aziende ed è fondamentale collaborare tutti assieme. Ci crediamo un sacco anche noi, non a caso la società si chiama Padova Stories, abbiamo anche un altro progetto che si chiama Veneto Icons, che racconta proprio le eccellenze del nostro territorio, magari anche voi sarete uno dei nostri protagonisti, Chiara, e quindi insomma ci aspetta un Veneto luminoso, auspico. Assolutamente sì, e noi siamo fiduciosi, positivi perché il futuro ci aspetta, vi aspetta soprattutto. E a proposito dei nostri amici seduti tra il pubblico, è arrivato il momento delle domande dal pubblico, anzi della domanda dal pubblico. A volte sono più facili, a volte sono meno facili, non so che cosa ha in serbo il nostro amico Alessandro. Vai. Buongiorno, avrei una domanda. Quando durante il nostro percorso scolastico noi ci smarriamo, anche le aziende possono aiutarci a trovare la giusta via o è solo un compito della scuola? Quindi come le aziende possono aiutare a, come dire, a coadiuvare la scuola nell'aiutare i ragazzi. Anche le aziende vi possono aiutare.
E da persona, da imprenditrice, da ex studente, mi permetto di dirvi fate tanta esperienza. E dovete imparare dalle vostre esperienze positive e anche esperienze negative, e molto spesso magari sono proprio le esperienze negative che vi portano più insegnamento. E poi penso anche che con pazienza e perseveranza ognuno di noi troverà la propria strada. L'importante è credere nelle proprie attitudini, avere dei sogni, quindi non smettete mai di sognare e cercate sempre anche di scriverveli questi sogni. A me personalmente è successo, ve lo dico, e me li sono scritti in qualche agendina, in qualche foglio, e poi alla fine sono riuscita a realizzarli, ma non perché fossero sogni, ma perché magari poi sono obiettivi che ti scrivi nella mente e la vita ti porta a realizzarli. Bell'applauso. Anche perché vista la situazione geopolitica, un po' di speranza serve, insomma, voglio dire, no? In questo momento più che mai. Senti Chiara, siamo praticamente arrivati alla fine del nostro episodio, però non abbiamo finito di metterti alla prova. C'è l'ultimissima challenge, quella che farà diventare virale questa puntata. In verità, in 30 secondi ti chiedo di provare a dare un consiglio, non tanto a coloro che già sanno cosa vogliono fare, ma magari un consiglio indirizzato ai giovani che in questo momento non hanno esattamente le idee chiare e che magari si sentono un po' in ritardo, persi o fuori posto, e che guardano gli altri e dicono caspita, sono indietro. Che consiglio gli daresti a un ragazzo così o una ragazza così? Allora, di non sentirsi mai assolutamente esclusi, e poi il consiglio che do: fate tanta esperienza, confrontatevi con il mondo. Oggi avete molte più possibilità di anni fa, perché comunque con la tecnologia, con i social siete collegati al mondo. Continuate a formarvi, e anche le esperienze, anche se non sono quelle che oggi volete fare, fatele, perché con l'esperienza imparerete, capirete effettivamente quali sono le vostre propensioni. Rimanete collegati alla società, agli amici, alle community, frequentatevi. E poi l'ultimo consiglio che vi do: va bene la digitalizzazione, ma mi sento di dire va molto meglio la presenza, quindi trovatevi tra amici e state assieme, perché dalle esperienze, dalla condivisione capirete qual è il futuro per voi. L'importanza del network. Assolutamente. Grazie mille Chiara. Io ti ringrazio per essere stata qui con noi oggi e per averci portato questo tuo quadro molto autentico di chi sei e cosa fai anche all'interno di Confindustria. E ovviamente grazie anche ai nostri ragazzi dell'ITS Digital Academy Mario Volpato e ovviamente a Confindustria Veneto Est, che ci ha supportato nella produzione di questa seconda stagione di Crafting Connections. Crafting Connections, che è appunto il video podcast di Digital Artifacts, il festival delle professioni del futuro del nostro territorio, che si terrà il 27 e il 28 marzo al Centro Culturale San Gaetano di Padova, in un palinsesto ricco di talk, live expo, progetti scuola e tanto network tra aziende e studenti. Tutte le info sul nostro sito e sulla pagina Instagram. Concludo con un'ultima cosa: se vi è piaciuta questa puntata, e spero di sì, andate su YouTube di Padova Stories e recuperate tutte le altre, non dopo o non prima, a seconda di come quello che volete fare, di aver messo segui sul nostro canale. Ciao!